Aspetta che spengo gente di mare qua. Dicevo che oggi per me finirà un'era. L'era dei tatuaggi ignoranti. Io quando ero giovane avevo deciso di tatuarmi due, tre cose un po' così. E oggi, grazie ad una persona che vi farò conoscere dopo, vi presenterò dopo, li toglieremo, faremo un cover up, una ristrutturazione. Madonna, da quanto tempo non facevo un video. Iscrivetevi al canale per supportarmi. Riguardo all'aggiornamento cicatrice e questi due tatuaggi, questo è, ho il vestito, come faccio? Spero non mi bannino. Allora, questi sono i tatuaggi, il Gesboro e il Mona chi legge, aspetta, e aggiornamento, operazione, cicatrice e tutto il resto. La cicatrice è questa. Ho sempre fatto i massaggi, messo la crema, e dall'operazione al cuore, cioè una cicatrice nello sterno e una cicatrice in una parte dove ci sono solo muscoli, è totalmente una cosa diversa. Beh, non stiamo qui a pettinare le giraffe, vi presento la persona quando arriva. Allora, da giovani si fanno tante cose, giusto? Sì. Si fanno anche tante cazzate, compresi i tatuaggi. E... e quindi oggi c'è qua con me una persona con cui abbiamo anche delle cose in comune, solo che lei è stata più brava di me e non si è fatti i tatuaggi che mi sono fatta io, per fortuna. Per fortuna non hai tatuaggi? Sì, ne ho. Vedi, ne ho. vedi, però Infatti non... adesso da grande. Da grande, Sì. da grande, non fatevi tatuaggi quando avete 20 anni che vi volete tatuare la bottiglia di prosecco, non fatelo. Ho altre scritte che dopo vi faremo vedere, ristruttureremo. Vuoi presentarti? Lei, come ci siamo conosciute? Ciao. Instagram. Su Instagram, sì. con i video, quelli motivational, più anal che motivation. Esatto, Quindi esatto. epoche preistoriche, Pandina. sì, 2016-2017. Sì. Parodie. E veramente. lei è Nicla, vi metto il link del suo canale, non il suo canale, del suo Instagram Sì. giù, ve lo scrivo anche se voglio, insomma, se lo scrivo qua, andatela a cercare, andate a supportarla, che fa, com'è la tua tecnica di tattoo? Come mi avevi spiegato? Allora, ornamentale, Ok. floreale, però il floreale è un po' particolare perché non ha praticamente dei contorni delineati, è tutto sfumato, diciamola sfumato. così. Che Però... mi avevi detto che eri andata in Francia, in Spagna? No, l'artista che ha tatuato me è una francese che ha creato questo stile. Ok. E io diciamo, cioè, ne traggo ispirazione, ecco. È uno stile Diciamo nuovo, così, sì. e Non è conosciuto qua. allora facciamolo conoscere, giusto? Giusto, giusto. Quindi adesso vi mostrerò le scritte, le cose che dobbiamo ancora decidere di ristrutturare, che c'è tanto qua da ristrutturare. E niente, vi mostriamo dopo nel video. Hai altre cose da dire? No, niente. Ciao, sono Nicla, ho 25 anni. No, di più. Ho 25 anni. Ah, vengo da provincia di Venezia. Venezia. Veneziana. Veneziana. Qualche frase veneziana ce l'hai? No, mi cogli... Oh! Ma come un detto da dove sei te? Una frase? So... Ho perso molto io il dialetto veneto, sì, purtroppo. un'offesa dalle tue parti, come si dice? Tipo il vai mona. Vaimona, Il vai sempre classico, vai mona, è proprio l'antico internazionale. Vaimona. È internazionale. E niente, dopo leggiamo l'insultario. Allora ci sarà Ecco. fuori. Vi mostriamo dopo, vi aggiorniamo dopo. Dica ciao. Ciao.
anche. Come va il fulmine? Va meglio adesso? Sì, Sì, direi dai, è di diventato un ramo. E poi le altre scritte le sistemi. Beh, ma intanto è già tutta un'altra roba. Pian pianino, adesso Pian vediamo. pianino. Non è neanche fatto male. Adesso sì. Se tocchi sì. Però, Dio boh. Non so, l'unica. Ti faccio qua anche una Vai, vai. fogliolina, vediamo, perché vedo quel vuoto. Ho un fiore. Fai Cosa ti quello. piace? 500 euro. Non metta a fuoco. Ok, ok, adesso si legge. Lo copriamo. Lo copriamo, lo copriamo. Ti sei divertita Tantissimo. a farmi soffrire? Specialmente le ultime foglioline. Ah, solo che il Monachi legge non si legge più. No, Ecco. non siamo più Mona. Sembri un angelo con l'aureola dietro, sì. Più o meno. Vediamo se si vede qualcosina, sì. C'è ancora lì che fai i video. E la prossima volta dall'altra parte, però per oggi voglio una flebo Esatto. e andiamo a Dobbiamo farci. ancora mangiare. È vero cazzo, beh non è che a me dispiaccia sta cosa. E la prossima volta. Basta, sono fusa, vuoi finire? Beh, basta, so capottarmi, basta. Dai, finisci tu il video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Fior di luna tattoo. Mi raccomando. Giusto, poi bisognava dire il nome. Fior di Luna Tattoo. E niente, se volete venirmi a trovare, guardare un po' i miei lavori, grazie, volentieri. E vi aspetto. Basta. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Esatto. Perché ci sarò da. Esatto. Io da tipo mascotte. Eh sì. Vado esatto. fuori col cartellone tatuaggi. Mamma mia che faccia. Vedi com'è rimessa? È rimessa così. Con l'aureola dietro. Ah, Sì, con la quasi, luce. dai, ancora no, però. Basta, basta capottare. Vuoi dargli lo schiaffetto?